Via. Come sta? E io? Tanto saluto a tutti, bene e news, siamo giorni, poi ancora non la comprendo, che sono meressa uomo. Deus ringrazio Meda, ringrazio Devoro, poeta Meda Minaranta, manco ci provesi a due spinnigai che non è possibile. Anzi, provo altre volte, Deus, a suo contrario, di tutto il fuoco che mattinavo, mi fa in mega piacere. Poi con questa gentilezza pure che mi ha dimostrato tutti i segretari di tutti i partiti indipendentisti. Ne manca qualcuno, però hanno mandato messaggi di auguri e di buon lavoro. Uno dei gusti è Mauro Pili, comprende il motivo di Medas di non poter partecipare tra processi aggiornati. Poi ha mandato un altro messaggio a Cristina Purdu da Meris, di Moivacora, Meta Traballo e non può venire, purtroppo all'improvviso, tanti. Riccardo Viso de ANS è l'Assemblea Nazionale Sarda, non è un partito politico, ma fonti indipendentista di Sospuro. Questo della camminera manteniamo su primo attovio dos artaus. Come tannai, io ci arrenecesi a fare e poi in un secondo momento partecipavo al lavoro. Tutti gli altri ci sei tutti, anzi mancano ancora i giovanotti di Sardegna che ama Sardegna. Ma ti prometto che tenendo un'altra riunione in Sassareso, però è un affare di tutto. Esatto, sei stato presente. Torra non ha più cosa sta fatta adesso. Beh, ci si dà pure Francisco. a Francisco. Beh, comunque penso che sia magari non sia da presente, sia. Comunque, questo attovio è stato fatto per una richiesta che ha fatto un paesano nostro, un frate nostro della Sardegna, emigrato metà anni, però porta sempre la terra nostra in suo cuore. Pietro Casura ormai ci è sconnoto, noi presenti, mi ha telefonato una prima volta, poi sondai, per dire che le forze indipendentiste sardas non hanno cambiato, nel senso di Orlienis Sunioni, e pare che veramente cambiando, dai. I sudei di intenzione devono avere a mano alle prossime regionali. Saranno proposte e idee, e spero che siano belle. Noi l'ascoltiamo tutti, poi a turno ognuno ad andare su che intende in base alle proposte che vi è ad fare. A Sauna e usatenni un momentetto di avasio e usa fare una colazione del lavoro come anche l'altro politico manager. E poi chi avete una cosa nai, cioè o sapremmo dire che intendevo tutte le idee, non fate di Pietro, ma da Mauro che questo attovio sia da
su commensu de altro metas. Luciesi canta mei o brude mei, Cassa Sardegna e fai una brutta fine. Sa Sardegna esti poccia ciuvai e a fare i Salvini che ha fatto Atlantide che non si scende e un'IACD da acabare. Comunque non si vive un altro tempo poi si serve di avvosato dell'otto e no, su voi e due a Pietro Casella. Ok, vi vedo tutti. Intanto prima di dire questa persona sono contentissimo di vedere tutti quanti e sapendo la potenzialità che rappresentano, molte volte mi chiedo com'è che non ce la facciamo a guidare la Sardegna, a cominciare da questo signore che lo conosco da tanti anni, no? Grazie a Johnny che ha organizzato questo incontro che veramente tutti dicevano che non sarebbe stato possibile, per cui evidentemente è chiaro che tutti noi sentiamo il dovere di fare qualcosa. Sono sardo, chiaro, nasce il fascio, non l'ho visto bene su sardo, però devo un prendo, per cui continuo in italiano che lo capiamo tutti. Sono imprenditore all'estero per caso, perché c'è stato un incidente di percorso quando studiavo in Italia, però la Sardegna non l'ho mai dimenticata, la terra mia. Come imprenditore sono sempre presente qui in Sardegna con cose che secondo me sono basilari per il cambiamento della nostra regione. Qui ho notato che c'è una lacuna dal punto di vista scolastico formativo, c'è una lacuna dal punto di vista imprenditoriale, c'è la tendenza a fare tanto ma non di qualità, per cui saranno certe cose da cambiare. Sono però presente in Sardegna appunto per cambiare queste cose con azioni e progetti come per esempio Sardegna Sì, come per esempio Radio Sardegna Web, come per esempio la CSM e ultimamente l'anno scorso abbiamo anche portato in vita la Musartes che si occupa appunto della piccola e media impresa sarda che purtroppo molti, non tutti, ma cerca di fare impresa senza sapere cosa significhi o addirittura cercare di espandere con questa parola che suona in tutti gli angoli, però evidentemente non sono preparati, internazionalizzazione. Sono tutti sardi, sono tutte società sarde per i sardi e la prima che ho chiamato in vita è stata appunto all'estero, qualcuno si ricorderà, la Sardinia Travel International. È stata la prima azienda sarda con tutti i sardi, dal capo all'ultimo dipendente, che ha portato la Sardegna nel mondo. Come manager faccio parte di questa società che lavora nell'ambiente dell'energia pulita, ma pulita veramente, all'interno della quale ricopro il ruolo di Chief Operation Manager. Per cui, quando vengo in Sardegna è vero che c'è veramente, mi ricorda la corsa all'oro negli Stati Uniti nel Far West, mi chiedo, ma è possibile che nessuno si renda conto che di queste cose non abbiamo bisogno? È possibile? Evidentemente sì. Ho capito che il sardo in generale, non voglio offendere nessuno, ma c'è questa, siamo abituata è abitudine, quando io ho parlato con molta gente, stai, ce ne si vuole cambiare, come non si può cambiare? Questo è un veleno che merita appunto una riflessione. Claudia sarà d'accordo quando dico che la psicologia questa abitudine la definisce come una diminuzione di capacità di reazione e quando appunto le persone sono sempre confrontate con qualcosa che è sempre la stessa cosa, e qui in Sardegna si reagisce sempre così, non si vuole fare, non si è vero. Ora, il sardo ha questa capacità di mettere in secondo piano tutto quanto sia inquinante e quanto sia fastidioso, la salimpagine, e sta lì il punto. Questo però può rivelarsi in certe situazioni come quella che viviamo
addirittura basilare per sopravvivere, così la vedo io. Per cui non schizzare di rabbia ogni volta il tempo non corrisponde ai nostri desideri, o anche non sbroccare quando il lavoro dei nostri carissimi rappresentanti politici non corrispondono alle nostre aspettative. No? Senza questa forza, senza questa capacità, la maggior parte delle persone distruggerebbe la propria esistenza a causa della loro sensibilità. La mattutine è anche un mantello protettivo per l'anima, un meccanismo necessario per adattarsi al corso mutevole degli eventi della propria esistenza e per tenere sotto controllo la propria emotività. Noi sardi siamo rivoluzionari alla francese. Tuttavia l'abitudine è chiara, anche un amico della partecipazione alle vicende, agli interessi della collettività. Chi non partecipa non conta. Si sta in un angolo e si adatta alle situazioni. Questa posizione, che rispecchia appunto per me una assoluta debacle della politica regionale, no? Che non si rende o non è sufficiente, non si rende sufficientemente consapevole della situazione in cui viviamo, e noi stessi ci rendiamo conto che ci abituiamo con una civiltà pazzesca all'indifferenza e disinteresse, che poi logicamente, voi lo sapete meglio di me, degenera nello sport che noi preferiamo, no? Vittimismo, la colpa è sempre degli altri, la colpa di questa della classe dirigente, dei politici regionali, nazionali, comunali, no? Che poi non dimenticare, perché non lasciamo niente a nessuno, la burocrazia europea, no? Sono sempre gli altri. Noi però abbiamo perso, penso io, questo senso di autocritica, perché se ci pensiamo un attimino, questi signori lì, questi nostri rappresentanti, chi ce li ha messi? Siamo stati noi che li abbiamo votati, e ci ricardiamo sempre, crediamo alle favole che ci raccontano, no? Ci accontentiamo delle briciole e le rivotiamo. E allora, riflettendo un momento, questo il discorso politico-culturale sardo esprime esattamente la reazione, la situazione attuale. L'assenza di un briciolo di autocritica, di uno straccio di analisi da parte della classe politica da una parte, e dall'altra noi, il popolo che vive in una perenne situazione anche sconcertante di infantilismo, che non sa o non vuole diventare grande, no? Ci accontentiamo semplicemente. E allora mi dico, in questi giorni ho fatto 6 o 7 mila chilometri, no? Anche nei paesini più sperduti, e mi chiedo, insomma, da tutti questi incontri, ma saremo mai in grado di dimostrare di essere all'altezza di accettare queste cose, anche questa sfida della globalizzazione, fare cioè di questo nostro paradiso terrestre, della sua cultura, delle sue tradizioni, una potenzialità, un soggetto di primo piano nel mondo? Per me decisamente sì. Occorre però darsi un colpo di reni. Qualcuno che l'ha già cercato, l'ha fatto nel passato, Claudia è uno di questi esempi, Garbino è un altro, Bastiano anche. Mi ha dato l'impressione che in Sardegna le persone preparate e competenti vengono rispettate e accettate, però cambio di andata. Quando rimangono qui danno fastidio. E allora io dico, è ora di finirla con questa politica, darci una scossa, una rivolta pacifica, per scardinare questo sistema politico che io lo vedo così, è di basso profilo, vanno con la testa in piedi e il cappello in mano, vanno a chiedere sempre l'elemosina, qualcosa centrale. E allora dico, riprendiamoci la nostra terra con investimenti mirati e produttivi, per esempio nell'industria agroalimentare, l'industria di trasformazione, riscopriamo anche la nostra vocazione agropastorale, la bellezza della nostra isola con investimenti per esempio in turismo e cultura, in formazione soprattutto, perché la base, la scuola, la formazione, in ricerca e innovazione tecnologica. Dimostriamo tutti noi insieme di essere all'altezza di questo compito che è stato rimandato o tradito per decenni, e facendo questo passo significa evitare che i nostri giovani
formati nelle nostre università siano costretti a partire altrove per cercare di trovare un futuro, per trovare una tranquillità economica. Significa per noi che quando abbiamo una potenza straordinaria, ripeto, mi sorprende perché non siamo riusciti ad entrare in regione e guidare la Sardegna, la comunità, con una politica veramente diversa. La politica che dovrebbe essere, e io la vedo così, servizio e non cercare di imboscarsi per i comodacci propri, no? E allora significa veramente mettere a punto delle strategie per tornare davvero, e con un ruolo degno delle competenze acquisite, a quelli che sono andati via per questi motivi. E soprattutto significa per me investire a livello territoriale e imprenditoriale, puntando o scommettendo, se volete, su questa terra e sul valore dei suoi nuovi potenziali e dei suoi abitanti. Bisogna avere il coraggio di intraprendere strade nuove, aprire un confronto con quei movimenti che sono qui tutti presenti, nella consapevolezza che solo un progetto politico capace di dare risposte ai bisogni dei cittadini, della comunità, in particolare ai più deboli e fragili, agli emarginati, potrà consentire di avere un ruolo in Sardegna nel mondo. Solo insieme potremo scardinare questo sistema marcio, subalterno di basso profilo e ricostruire uno Stato e una classe politica degna e capace di realizzare l'impresa, di raddrizzare la schiena e riprendere finalmente a camminare a testa alta verso un futuro migliore. E questo non lo dico semplicemente così, per un gesto così simpatico, ma perché lo sento come obbligo morale. Io sono convinto che insieme si può fare. Lavoriamoci su. Gabi, mi raccomando. Prego. Dove vive? Germania. Germania? Noi scusa. Hanno 6 anni. Noi, si dice noi, si scrive Neus. Neus. Sazzada no. Sazzada non si può sentire. Tanto non c'è bisogno di piegare fare un giro. primo, secondo, pensa ad uno e poi si chiesi e poi si domanda che è opportuno come sa del l'ultimo gruppo che nasce in Sardegna. Scelta libera sino a una ancora Marcello con la Matteo, sono minuto Maria Francesca Colombo. questo pensai lo sa. Grazie tanto per iniziare per l'invito, ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere Johnny Melis in occasione appunto di una conferenza che era stata tenuta un po' di tempo fa e gli avevo appunto manifestato trasmesso il fatto che stavamo organizzando la nascita di un movimento. Ci siamo riuniti siamo poche persone, diciamo, quelli che gestiscono il tutto, però siamo tutti quanti delle teste libere, assolutamente libere. Quello che diciamo dirige il nostro gruppo è l'avvocato Giovanni Siotto Pintor, che è stato 2 volte il presidente del mio ordine degli avvocati a Cagliari ed è discendente della famiglia Siotto Pintor, che non ha bisogno di presentazione, nel senso che comunque ha partecipato attivamente e fattivamente a quella che è la storia della Sardegna. Diciamo che poi passerò dopo la parola al nostro vicepresidente, la dottoressa Colombo. Per quanto mi riguarda, io appunto sono anni che mi occupo di quella che è la mia materia preferita, la materia bancaria, quindi porto avanti le mie lotte contro gli istituti di credito e in particolare vorrei cercare di fare in modo che si abbassasse l'asticella in relazione all'applicazione della normativa antiusura.
nel senso che la legge è stata introdotta nel 96 ma non è stata poi realmente applicata, e se io penso a tutte le aziende che abbiamo, quindi a tutti gli sfrattati, gli esecutati, tutti gli imprenditori che patiscono perché appunto già ci sono dei problemi legati all'insularità e quindi legati al fare imprese in sé, e poi abbiamo dei vampiri che praticamente succhiano le energie dell'imprenditore senza poi voler entrare nel merito, perché non c'è nessun precedente a livello giurisprudenziale, ma comunque a me farebbe molto piacere esaminare nel dettaglio, in modo assolutamente asettico, tutti quelli che sono i rapporti che intercorrono tra il Banco di Sardegna come tesoreria della regione Sardegna, nel senso che comunque ci sono tutta una serie di dinamiche che a mio modestissimo avviso dovrebbero essere approfondite tantissimo, per cui la nostra finalità appunto è quella di cercare di dare il nostro piccolo contributo e di collaborare assolutamente con voi, che ci sono alcuni esponenti che io conosco, Gavino, Bustiano lo seguo da anni perché ho partecipato alle conferenze alle quali rappresenta il mio carissimo amico Giuseppe Carboni, presidente dell'Associazione Artigiani Commercianti, con il quale io collaboro costantemente anche oggi, proprio gomito a gomito, la dottoressa Zunchedu, che ho avuto appunto il piacere di sentire in altre occasioni, per cui appunto questo è sicuramente l'argomento che a me sta maggiormente a cuore. In secondo luogo, ripeto, ne parlo adesso per poi passare direttamente la parola al nostro vicepresidente. Mi sta particolarmente a cuore il discorso della Blue Zone, per quanto mi legato al fatto che ci sono appunto degli studi che sono stati portati avanti dal professor Pes che lavora presso l'Università di Sassari e dalla signora Claudia Porcu, che è presidente dell'associazione Sardinia Blue Zone, e vedo che questo concetto viene un pochino strumentalizzato da tutti, per cui si perde quello che è diciamo il vero valore dello studio scientifico, nel senso che la Sardegna non è tutta Blue Zone, ci sono dei comuni che sono appunto che fanno parte della Blue Zone in base all'algoritmo creato dal professor Pes. In ultimo, per non dilungarmi, c'è la questione del DNA dei sardi, che come sappiamo è stato appunto acquistato all'asta alcuni anni fa da una LTD. Secondo me cercare di riprendere tutto il discorso del DNA e cercare di fare in modo che ritorni nella disponibilità di noi sardi potrebbe essere un discorso che ha una valenza non solo scientifica ma soprattutto di orgoglio. Per cui questi sono i tre argomenti che a me stanno più a cuore, li condivido chiaramente col gruppo, stiamo portando avanti questo discorso assieme e passo la parola alla dottoressa Colombo. Molto piacere, è qui un grandissimo onore stare insieme a voi, perché appunto è molto difficile riuscire ad avere una platea con persone di differenti estrazioni politiche che però magari hanno un obiettivo comune ma che si riuniscano nella stessa stanza, e quindi questo è già un grande... Oggi io penserei che sia una giornata storica per la politica italiana, per la politica sarda, scusate. Allora, noi siamo un gruppo che è nato da poco, io sono qua e parlo in rappresentanza dei miei colleghi, dei miei compagni, a nome dell'avvocato Giovanni Sioto Pintor, che è una grande personalità nel Cagliaritano, in quanto è stato presidente dell'Ordine degli Avvocati varie volte e ha una storia familiare straordinaria, quindi lui si sente comunque anche un depositario di quelli che sono i principi e i valori che la sua famiglia nel tempo ha portato in Sardegna, quindi persona straordinaria con la quale stiamo cercando di costruire un percorso. Non vogliamo costruire un percorso solo per noi, vogliamo costruire un percorso da condividere con tutti, perché riteniamo che il concetto di politica debba cambiare, il modo di fare politica debba cambiare, perché la politica ormai è diventata soltanto il trampolino di lancio o per avere una poltrona nella quale sostanzialmente tutelare i propri interessi personali a discapito della popolazione. Ora io mi domando come si possa fare a andare magari a acquistare con quei soldi una barca, uno yacht da
1 milione di euro, una villa da 1 milione di euro, e poi sapere che ci sono i pensionati in Sardegna che vivono con 500 euro al mese e fanno fatica a comprare il pane, perché se si va alla posta si vede che questi poveretti contano gli euro quando devono pagare la bolletta dell'Enel. Quindi si parte sostanzialmente da cambiare il concetto di politica. Politica deve essere al servizio della popolazione, soprattutto in una regione come la Sardegna, che ormai è saccheggiata da tutte le parti. Quindi che cosa abbiamo deciso? Abbiamo individuato, innanzitutto c'è stato l'analisi dello statuto con l'avvocato e con Marcello, e abbiamo fatto una triste constatazione che sullo statuto sardo, sulla legge regionale che ha introdotto la legge che ha introdotto lo statuto sardo, non c'è dottrina. Cosa significa che non c'è dottrina? Significa che nessun giurista ha scritto qualcosa sullo statuto, e questo che cosa ci ha fatto dedurre? Che lo statuto è stato considerato lettera morta. Noi abbiamo questa legge che ci dà moltissimi poteri e moltissime possibilità, ma che non è mai stata utilizzata. Quindi un impegno che ci stiamo prendendo con l'avvocato, con la Matteo e con l'avvocato Giovanni Siotto Pintor, io sono laureata in giurisprudenza, è quello di capire effettivamente la reale portata dello statuto, anche in combinato disposto con le leggi nazionali e europee, per capire veramente, per applicarlo veramente, perché chi ha preso il potere in Sardegna negli ultimi anni sostanzialmente l'ha disatteso, quindi questo è una cosa molto importante. Poi stiamo analizzando delle aree, stiamo analizzando delle macro aree che sono di rilevanza per tutti. Un'area molto importante è quella dell'archeologia e della tutela dei beni culturali e artistici sardi, in quanto la nostra Sardegna è un unicum a livello mondiale, con oltre 15.000 siti archeologici che sono completamente abbandonati a se stessi, che potrebbero essere il volano e potrebbero essere sostanzialmente il trampolino di lancio per fare in modo che nella nostra regione si creino posti di lavoro e che la nostra regione e la nostra storia straordinaria venga conosciuta in tutto il mondo. Pertanto stiamo contattando delle personalità nel settore, dei soggetti che hanno fatto proprio la storia dell'archeologia, come può essere il professor Ranieri, che è quello che, diciamo da ultimo, è stato lui che ha fatto individuare nello specifico con certezza millimetrica dove era ubicato l'ultimo gigante, in quanto lui, essendo un ingegnere, era un ingegnere minerario e poi si è evoluto, ha sostanzialmente brevettato con l'aiuto di altri scienziati un georadar che ti consente di analizzare il territorio e di verificare dove sotto il territorio ci sono dei reperti. Quindi lui ha analizzato il sito di Monteprama, ha individuato nel sito di... Con Ranieri? Sì. Gaetano Ranieri? Sì. Ha individuato moltissimi reperti. Il problema è la burocrazia, anche perché io condivido, ha scoperto che nella zona del Sinisi è stata la culla di una civiltà straordinaria. A mio parere è la più grande civiltà che è stata nata nel Mediterraneo, che ha fatto la storia del Mediterraneo, che viene completamente censurata, una storia censurata, nascosta, a quale non si dà assoluta rilevanza, perché i terreni sono di privati, perché la sovrintendenza deve dare l'autorizzazione, e nonostante lui abbia mappato tutta la zona e abbia dimostrato che nella zona ci sono migliaia di reperti che dimostrano la presenza di una civiltà con strade, statue e altri edifici, questo cade nel vuoto. È come se si parlasse al vento, cioè è come se ci fosse un muro di gomma che blocca la possibilità che questo sito venga rivalutato. In realtà il professor Ranieri è entrato in contatto con soggetti che a livello internazionale sono al top, e che volevano che hanno capito la rilevanza e la portata ad esempio di quel sito, avrebbero dato miliardi, non sto scherzando, miliardi di euro per la rivalutazione. Ovviamente il professor Ranieri non poteva fare niente, ma loro l'hanno capito gli stranieri e non lo capiscono i sardi, la portata di scoperte archeologiche di quel genere, che ci mettono al pari degli altri, perché comunque la Sardegna è vista sempre come una terra colonizzata e dagli Etruschi, e dai Romani, e dai Punici, e dai Fenici, chiunque, basta che i sardi non possano rivendicare una loro civiltà autoctona, e questo io lo trovo
vergognoso, vergognoso. Noi dovremmo batterci per questo, perché i nostri antenati ci vedano e ci dicono: voi ci state dimenticando la nostra storia straordinaria, ed è il nostro dovere portare avanti la nostra cultura e dire che noi ci siamo esistiti, abbiamo fatto la storia, non l'abbiamo subita, l'abbiamo fatta. Ma perché? Perché un popolo che non ha un passato non può aspirare a un granché presente e nemmeno un futuro, perché tu sei già psicologicamente limitato nel fatto che non hai un passato, che sei abituato a essere conquistato, ma non è così, non è così. Quindi nel settore appunto dei beni culturali, della rivalutazione dei beni culturali, abbiamo il professor Ranieri, poi stiamo verificando anche le problematiche legate alle paleoliche con il professor Pelosio e anche agli incendi e alla tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda le paleoliche, il professor Pelosio ha fatto degli studi anche con il professor Ranieri del fatto che la paleolica non è soltanto un problema, nella paleolica non abbiamo solo il problema del sito nella quale la pala è inserita, ma la paleolica presuppone una serie di percorsi e di tubazioni che vanno sotto il suolo, che generano un calore per 15 metri e distruggono e ammazzano tutta la popolazione degli insetti e delle piante che stanno intorno. È una devastazione, oltre a produrre delle onde con infrasuoni che disturbano gli uccelli. Quindi noi stiamo regalando la nostra terra per niente, perché noi non avremo nessun tornaconto, perché sappiamo in mani di chi è il business dell'eolico, e ci stiamo autoavvelenando, ci stiamo autodistruggendo per il niente. Sì, scusi. Qualcuno mi voleva chiedere. Scusate, allora questo è delle paleoliche. Poi stiamo analizzando il problema degli incendi, perché il professor Pelosio è quello che aveva brevettato praticamente le torri che potevano individuare gli incendi nell'arco di 1 minuto e quindi evitare che potessero essere distrutte, che si potessero sviluppare. Queste torri che erano state da lui brevettate sono state distrutte, smantellate con la giunta Soru, e quindi noi ci ritroviamo ad avere poi l'esperienza di qualche anno fa dove è andata a fuoco mezza Sardegna. Quindi anche ci stiamo occupando anche di questo, ci vogliamo occupare della sanità, ma della sanità vista anche in un modo diverso rispetto a quello che normalmente viene visto, nel senso che la sanità non deve essere vista solo come cura, ma deve essere vista come prevenzione, ma la prevenzione deve essere corretta, la prevenzione non deve essere un altro business che si affianca alla sanità, la prevenzione deve essere fatta con l'alimentazione, col giusto stile di vita. E quindi abbiamo altri docenti e professori che ci vogliono aiutare in questo. Abbiamo poi delle persone che conoscono molto bene la macchina dell'INPS e quindi conoscono molto bene la situazione dei pensionati e conoscono molto bene quella che è la politica lavorativa in Sardegna. Pertanto il nostro obiettivo è quello di riunire queste professionalità di altissimo livello, o persone che si occupano di musica eccetera, per sviluppare la Sardegna innanzitutto con la tutela dell'ambiente, nel modo corretto però, non per finta, con lo sviluppo e la valorizzazione dei siti archeologici, con una politica per quanto riguarda la salute e la sanità che va dalla prevenzione, quindi insegnare alle persone come alimentarsi, perché se si alimentano bene non si ammalano, non abbiamo bisogno, e poi anche per verificare un po' la popolazione sta morendo perché è molto anziana, e quindi capire cosa si può fare anche per gli anziani e anche le politiche lavorative attive che possono dialettizzare e mediare l'interesse del lavoratore con l'interesse dell'imprenditore, perché non ci può essere il lavoratore senza l'imprenditore e viceversa, e quindi gli interessi devono essere collimanti e si deve trovare una dialettica, si deve trovare un modo comune di lavorare con lo sviluppo di settori nuovi. Casomai dopo, così breve Grazie. è il migliore dei rosso blu, rosso mori, Rosso blu, Rosso blu sono in Serie A adesso. anche voi, dai. No, grazie dell'invito, Giorni. Mi fa piacere essere qua. Niente, unire le forze indipendentiste è l'araba felice qui, lo sappiamo tutti. Però era doveroso
raccogliere l'invito, soprattutto di una persona come Giorni. Ed è doveroso parlarne sempre, sempre. Molti di noi hanno già provato percorsi comuni e abbiamo toccato con mano tutte le difficoltà del mettersi insieme. Oggi è un dovere farlo, tentare di mettersi insieme, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti lo sfascio in cui si trova quest'isola, questa società isolana, che non per fare del vittimismo, ma non, cioè, qui si è creato due blocchi che sono alternativi ma sono la stessa cosa come politiche, da cui 80 kg. Questo è il robusto. Cosa voleva dire? Nessun problema. Perché giocava a calcio, non si Cosa vorreste dire? meno male che toccava a me, che sono tutto attaccato. Fai l'esempio dei cani, Perché ci vuole stile anche non è tanto così, relativo solo al fatto Anche se sei leggero. no, è pericolosa. Abbiamo fatto sul giro dei vecchi tempi. C'è spazio se vuole. Tanto in più Andiamo. e non fu buonissimo. Sì, che ho iniziato. Se qualcuno si vuole accomodare qua non c'è non c'è nessuno strano. Poi se giovanetto, se bacio pure, te usa ancora mai Ci provo. Ci vado io, non mi posso più sollevare. Raghetta. No? Si chiude. No, dai. Sì, scusami un attimo. Cerchiamo di, cioè, se fai un intervento meraviglioso, che tortuoso, intendevo, cercai di locare vago, lo giornale su Remma, penso che il giornale dietro casosa, cioè di collegare una cosa. Adesso parlo per il mio partito, poi. Sì, no, ho detto ne va A signor Casula porto anche un contributo da imprenditore in Sardegna. Torniamo, c'è uno sfascio totale in Sardegna, sociale, dove vediamo oggi i risultati di una guida indipendentista, disastrosa,
Vabbè, è il Pisdaz, ragazzi, è il Pisdaz. Cosa c'è? E gli elettori lo vedranno così domani. Dopo. Però è il frutto di due centri di potere che sono alternativi ma sono di fatto la stessa cosa. L'abbiamo visto chiaramente nelle politiche sanitarie, per esempio, lo vediamo chiaramente nella lotta alla smilitarizzazione della Sardegna, cioè le aree militari con il centro-destra o con il centro-sinistra poco cambia. La sanità l'ha distrutta il centro-sinistra o il centro-destra e l'altro ha continuato, le politiche non cambiano, quindi sono gli stessi poteri che si alternano al governo. È chiaro che il sistema elettorale sardo è da cambiare, questo noi lo diciamo da anni e altri lo dicono da anni. Da poco c'è stata un'iniziativa a cui era presente anche Progress, erano presenti, però di fatto no, questi due centri non hanno nessun interesse a cambiare questa situazione. Signor Casula, io mi occupo di energia e c'è un problema su come in Sardegna l'Italia, ma anche la politica sarda, vuole affrontare la transizione energetica. Questo è il Far West. Non è accettabile che si svolga in questo modo la transizione energetica. Prima di tutto, contrariamente a quanto afferma l'Europa, tutto è fuorché giusta su questi territori, perché è imposta, è calata dall'alto, non è in nessun modo condivisa con le comunità locali e ha esclusivo vantaggio delle multinazionali energetiche, non c'è un confronto paritario fra territorio e investitore. In questo modo non può essere accolta. È chiaro che se avessimo altra forza e altra classe dirigente, dove la classe dirigente non è solo la politica e noi dobbiamo ambire ad avere quella forza e quell'altra classe dirigente, questi processi che sono epocali li potremmo governare in modo molto diverso. La transizione energetica potrebbe ancora essere per la Sardegna un'occasione favolosa, ma sarà, se il trend continua a essere questo, cioè di imposizione e di interessi esterni all'isola, sarà una condanna per i prossimi 50, 70, 80, 100 anni. Questo è sulla transizione energetica che avviene ora, in questi anni avverrà. E questa sarà una condanna da cui, se non ci ribelliamo, poi non ci libereremo più. Non c'è un'occasione fra 10 anni e 20 anni. Se si imposta oggi in quel modo, poi resta così. La sanità va bene prevenire. Qui c'è un medico, ma noi abbiamo una popolazione anziana, soprattutto nei paesi dell'interno. Cioè, qui bisogna tamponare ormai, perché ci sono comunità intere senza un medico, ci sono territori interi senza un minimo di pronto soccorso. Come si è potuti arrivare a questo? Come ci siamo lasciati fare tutto questo? Claudia è alla guida di comitati dal 2016-2015, Claudia. Ci prendevano per matti? Non era vero che Arru e Pigliaro avrebbero sfasciato la sanità sarda, ma no, non sarà così. È brutto dirlo, l'avevamo detto.
Solinas ha vinto le elezioni del 2019 soprattutto perché ha fatto la battaglia sulla questione sanità e perché ha promesso che quella sanità vista da Pigliaro l'avrebbe cambiata. Probabilmente ai sardi non aveva spiegato come. È un disastro. Quindi è un dovere che si uniscano le forze indipendentiste se hanno unità di intenti e se stanno dalla parte del popolo sardo che non vuole starci a questa cosa. Perché, attenzione, tra i sardi, contrariamente a quello che diceva un amico che non c'è più, non è vero che il sardo è buono per natura. Noi facciamo dei distinguo. Ci sono una buona parte di sardi, perché sono sardi anche quelli, che si presentano ad ogni tornata alle elezioni e come te ganisa sottomessa, come li definisce qualcuno, vanno ad appoggiarli, questi due centri di potere. Poi magari non ne ottengono niente in cambio, ma questo è. Questi due centri di potere sono votati. In Sardegna esiste un voto che non è che sia pulito, come esiste da sempre in tutta Italia probabilmente. Quindi ben venga questa chiacchierata, ben venga parlarci, ma non sarà semplice metterci insieme. È un dovere affrontare il discorso. È un dovere davanti alla Sardegna, a quella parte di Sardegna che oggi ha bisogno di una speranza che non troverà né nel centro-destra né nel centro-sinistra. Per il momento potremo. Okay. Interrompevo parlare su ordini orari. Poi sul cammino se uscire del qualcosa di interessante, tutto un paio di fuoco conoscevo questo problema. Oggi si vuole a Postiano, che penso che ha comprendere sul modo di impostare questa discussione. Va bene? Va bene, scusate, io ho petito la parola come, per cercare di tornare al regione del centrale della regione, insomma, noi siamo venuti da Inoche, abbiamo fatto chilometri, abbiamo fatto, e qual è l'obiettivo, qual è il risultato che chiederemo invocare da questa riunione? Cioè, non certo questo potremmo elencare tutto questo problema della Sardegna, ma probabilmente lo condividiamo, poi magari non condividiamo la soluzione, però che si tratta di avviare un processo che deve baure a un dovere che abbiamo, che è di carattere generazionale e di carattere politico, se no non dobbiamo fare. Cioè praticamente dobbiamo constatare che noi di Nasoia non siamo in grado, in questa occasione, per esempio elettorale, non siamo in grado di dare una risposta minima, manco una risposta minima a Sapparato e al suo sistema dominatore espresso in due componenti, che sono due scale, di Samattessi e Vorma praticamente, cioè noi non siamo in grado di dare una risposta, non siamo in grado di dare al popolo nostro un spero minimo di poter contrastare il strapotere del suo due spolos italianisti. Questo è il suo problema. Quindi, fino che noi non dobbiamo pronunziare, non naro chi, dobbiamo andare, ecco, noi siamo d'accordo su tutto, siamo pronti a fare una fare sistema comunque sia. No, noi no che dobbiamo andare su. Siamo pronti a iniziare un processo o no? Che non è sapere via che questo processo lo dobbiamo cominciare,
batteranno il facchete sul processo di autodeterminazione e se è stato metasimile il partito che sono matessi risultati non si è visto sto 3 anni lo Don Ziovia per 3 anni continuamente io ho potuto la registrazione dopo un umare redatto praticamente concetto non abbiamo esaminato abbiamo perduto un sacco di tempo a fare che viene questa formazione di questo apparato che deve rispondere e così via e in qualche maniera non siamo presentati sul popolo nostro non siamo presentati ma la risposta non è stata non dobbiamo porre sul problema tanto. O è un popolo infantile come è nato Casula io non credo siete infantili, io penso che siete un popolo dominato, oppure la risposta nostra non fitti già chi questo popolo si aspetta io. Siamo ritrattati no, che siamo scappati o no, di dare una risposta che siete adatta a questo popolo, cioè non potevo pensare che questo popolo si adatta a noi, non è possibile. Non è possibile, è una pretesa troppo umana, per esempio noi scriviamo il seremo, non che poniamo sopra, abbiamo i grandi portatori della verità e così via, oppure siamo noi che dobbiamo leggere il suo popolo nostro e idere e non confrontare, che noi poi se siamo scappati o no, e dare una risposta. Ma la prima risposta, non la dobbiamo dare neanche intro. Chi è disponibile o no a assicurare un processo? E sto no che siamo in questa base. Poi, la seconda base la vamos a vedere dopo, la vamos a vedere che è chiaro che tutto siamo per unire, eccetera, eccetera. Ma quando andiamo a baitare e batta into questa scatola dell'unione, non sono vedete una cosa sua. Si tratta di una seconda base, poi vediamo tanto è compartito in questa scatola dell'unione. Che ha ascoltato un ambiente nostro, un anno, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e fare danni in un ambito, in un tutto canto so, vina i tennisco. Il discorso che fa che ne Biti, potere al popolo, rifondazione comunista, eccetera, eccetera. E no, io non ho lo stesso obiettivo di potere al popolo e di rifondazione comunista. Non potete essere. Cioè non potete avere io lo stesso obiettivo di un partito italiano. Non potete essere, che se non è esistito o non esistituisse. Cioè uno che sta iscritto a un partito italiano e Geo Soino che mi intendo dominato dai questo apparato politico non potete essere sul stesso obiettivo, anzi no, sono proprio contrastante, io sono dominato perché c'è chi mi domina già. O che del potere al popolo non mi sei dominante, no che mi sei dominante, che tu non che rappresenta questo apparato, un sistema che impone questa dominazione. Quindi non abbiamo lo stesso obiettivo. Quindi tocca decidere la prima cosa, qual è il suo obiettivo? Qual è l'ambito? E non per cercare l'obiettivo. Questo è una cosa da definire. Non è necessario in questa base, non è necessario. Ma perché spruzzo tocca deludare. Pure in questa base. Siamo in questa politica endogena o comprendiamo pure la politica esogena? Allora, questo pronunciamento lo dobbiamo fare. Siamo in ambito endogeno o in ambito esogeno? O mischiamo endogeno con esogeno? Non però che è questa questione. E tanto avrai qualche cosa. Se regionale siamo in ritardo, certo che siamo in ritardo, ma se partiamo in una elaborazione sicura, potete essere che arriviamo a cioè se noi riuscissimo a suscitare, a fare in maniera che il popolo ha fatto un spero, cioè se noi riuscissimo a dare una nuova ecco, va succedendo qualche cosa di diverso, tanto le cose viaggiano impresse. Se no ci palleggiamo, finimo che la terminale palleggiamo, non tiriamo mai però. Palleggiamo ma non tiriamo. Si tratta di fare la maniera di tirare. Ecco dunque, io non chiedo se chi le case, sapevo che lunghi troppo, San Michele
reitesinare questo argomento secondo me deve essere esposto. Pronunziamo, noi siamo tutti rappresentanti di qualche cosa. Itte nara sa organizzazione del saccale facciamo parte. Io è dal numero di Sardegna Nazione. Sardegna Nazione è disponibile a iniziare oggi il suo discorso, all'iniziare Vinasa non condividendo tutto quanto la tematica, ma cosa che in parte poi su affrontare programma, la maniera di si muovere e così via in una seconda base, ma cosa prima base, cosa dessa condivisione noi bisogna a una condizione che questa condivisione siete in toda essa politica endogena, se no non nos interessa. Dunque, posso dire un intervento, Deus prego, su essenziale proprio, poi avusti dopo a varie ore a merisi, poi approfondire tutto su che ognuno non ha usato nada. Comunque questa importazione che possiamo è giusta e quindi posso primo attovio dei annai da va a comprendere ognuno di usato ci c'è una possibilità di una unione ma che sia da caso gusti su questa competizione elettorale regionale, se c'è poco tempo, ma chi c'è questa buona volontà si va. Quindi si causa questi interventi, si usa il bauso a suo partito di rosso blu e si che uso no? Deformazione. Rosso blu. Rosso blu. Suggerisco, Adriano, dai. Adriano dei... Segretario del Progress, sono qui con Nicola Meloni, responsabile organizzazione. Molto velocemente perché faccio mio l'invito. Intanto ringrazio Giovanni che mi hai posato invitato. Credo che il pregio di questa iniziativa sia una, e cioè quella di essere riusciti attraverso chi ha organizzato a portare un po' tutti qua dentro di quell'area che faceva riferimento Bustiano, cioè dell'area endogena, dell'area del nazionalismo sardo. Non è facile, è un'impresa complicata, è molto complicato discutere, ragionare e fare cose insieme, ma a volte è anche complicato riuscire a incontrarsi e quindi siamo come dire ben contenti di questo invito e anche di questa riunione. Al di là di quelle che potranno essere diciamo gli sviluppi, è già un dato positivo essere qua. Facendo mie le sollecitazioni appena arrivate, io sarò molto breve, esplicherò con diciamo così, con chiarezza, spero, quella che è la posizione del mio partito. Allora, intanto noi già da diversi mesi, molti mesi, abbiamo tentato di in qualche modo di aprire un dialogo con altre forze politiche volte a costruire un campo nazionale alternativo a quelli che sono i poli italiani. Abbiamo anche ritenuto poi, insieme anche ad IRS e a Torra, di lavorare su una cosa pratica che potesse in qualche modo avvicinare queste realtà e avere anche un profilo politico, ovvero sia
abbiamo lanciato un appello per la riforma della legge elettorale. I lavori sono ancora in corso, stiamo cercando di, diciamo così, di fare pressioni sul Consiglio regionale, perché il disegno di legge è stato anche depositato e quant'altro. Ma non voglio parlare di questo, voglio parlare delle ragioni per le quali abbiamo messo in moto questa campagna. Questa campagna aveva due scopi principali, a parte il primo, che è quello di ridurre le soglie di sbarramento, perché è una legge non democratica e quindi chiunque in Sardegna abbia minimamente a cuore il sistema sardo, elettorale e democratico, credo che non possa accettare la legge elettorale così com'è. Abbiamo proposto un chirurgico intervento sulle soglie di sbarramento, però il punto non è questo, il punto è che noi abbiamo proposto questo appello proprio per volerci contrapporre a quelli che sono i due poli italianisti, perché noi riteniamo che questa attuale legge elettorale disegni per la Sardegna un sistema che è quello italiano, cioè il sistema italiano del bipolarismo, centrodestra e centrosinistra, attraverso questa legge elettorale trova la sua applicazione anche in Sardegna. Quindi scardinare la legge elettorale potrebbe essere uno strumento, è uno strumento a nostro avviso, per scardinare questo sistema politico del bipolarismo, perché la Sardegna, per le sue particolarità, compresa nazionali, non può avere il sistema politico italiano. Va da sé, come dire, anche da parte mia un po' imbarazzante doverlo dire, però lo dico per chiarezza, che noi siamo fuori da qualsiasi polo italiano, centrodestra e centrosinistra. A noi interessa solo lavorare con chi si pone al di fuori di questo schema italico in Sardegna, e quindi ben venga qualsiasi iniziativa volta a, come dire, a ricercare sintonia tra i gruppi in questa prospettiva. Non ci appartiene diciamo così, il voler mischiare, insomma, le carte con chi poi è il nostro problema, perché i partiti italiani sono il nostro problema, quindi riteniamo che con i partiti italiani neppure tatticamente sia utile fare un ragionamento, ecco, non dico qualcosa di elettorale, ma anche semplicemente un ragionamento. Quindi molto brevemente questa è la nostra posizione, poi avremo modo probabilmente di dire. Grazie. Ok.